Buonasera a tutti, il mio nome è Gloria e sono originaria di Mogliano Veneto. Vivo ad Helsinki da 7 anni e lavoro qua come giornalista. La situazione del coronavirus in Finlandia diciamo che è un po' complicata. Ci sono in questo momento, oggi siamo il 16 marzo 2020, per il momento sono stati registrati 278 casi, di cui uno è in terapia intensiva. Però onestamente non sono sicura che i casi in realtà siano 278, secondo me sono molto di più perché hanno preso la situazione molto sotto gamba. Oggi il governo si è riunito e hanno deciso appunto di chiudere scuole, musei e qualsiasi evento che superi le 10 persone. Gli asili però devono rimanere aperti in caso appunto se le persone che hanno che lavorano come medici o persone che lavorano nei supermercati devono portare i loro bambini piccoli, hanno il diritto di avere un posto dove portarli, quindi gli asili devono rimanere aperti e anche gli eventi che non superano le 10 persone, come per esempio uno studio di yoga che conosco ha deciso di lasciare aperto e a fare delle classi con al massimo 10 studenti. Secondo me questo non va bene, secondo me dovrebbe essere chiuso tutto, spero che comunque ci siano dei cambiamenti. Già venerdì avevano preso una decisione, volevano lasciare aperto, oggi hanno preso una decisione più drastica e hanno ovviamente anche chiuso i confini. Per quanto riguarda la situazione come italiana, qui in Finlandia non vedo nessuna discriminazione, anzi proprio perché sono italiana ho cercato di parlare un po' con le persone che conosco, con gli amici, di non prendere sotto gamba questa situazione e di cercare di proteggersi il più possibile. Io sono in quarantena da venerdì e ho visto che comunque molte persone hanno deciso di rimanere a casa, di uscire il meno possibile. Noi abbiamo la fortuna di avere degli spazi molto estesi senza nessuno, quindi una passeggiata è ancora possibile farla, poi si vedrà. Grazie per l'ascolto, ciao!